Buonasera a tutti amici, da Napoliello 87 Forza Napoles. Allora il nostro Napoli ha perso per 4-3 con la Juventus e con mamma perso, ma vogliamo parlare come abbiamo perso con un'autorete di Kalidou Koulibaly. Ma come si fa? Ma lo potevi lasciare stare quel pallone, lo potevi lasciare andare perché il pallone andava tranquillamente tra le braccia di Meret. Ha fatto quel gol, cioè svirgolandola l'ha buttata nell'angolino del portiere dove non poteva arrivare, e la Juventus ha vinto questa partita. È vero che la Juventus ha avuto tante occasioni per far gol, ha preso 3 incroci dei pali con grandissime parate da parte di Meret, del nostro portiere, ma la Juventus secondo me, per come ha vinto la partita, l'ha vinta con fortuna, l'ha vinta a culo, perché questa partita secondo me era giusto il pari. La Juventus che fa il primo tempo, il Napoli che fa il secondo tempo. La Juventus che nel primo tempo ne fa 3 al Napoli. Il Napoli non è balla, gioca male, e quando va in fase offensiva e cerca di far male la Juventus non ci riesce. Poco concreto davanti alla porta, non riesce a finalizzare, e ogni occasione che ha per buttarla in porta la butta fuori dallo specchio della porta. Il Napoli che non c'è, Mertens è inesistente. Insigne che vuole sempre rientrare sulla destra, vuole fare sempre lo stesso giochino che ormai se lo sono imparato tutti i difensori di Serie A. Non si può vedere Insigne, non si può vedere. Così nel secondo tempo cambia storia. Il Napoli entra in partita con Lozano e Mario Rui. 2 cambi che cambiano la partita. Escono Insigne e Gulam, che Gulam, poveraccio, dopo gli infortuni che ha avuto non è più lui. Invece Insigne, come ho appena detto, non era in partita, cercava sempre la stessa giocata. Non mi è piaciuto nulla, come Dries Mertens. Lozano e Mario Rui cambiano la partita per il nostro Napoli, così che mette la Juventus alle corde il Napoli e trova un 3-3 clamoroso il Napoli. In mezz'ora riesce a farne, addirittura in 10 minuti ne fa 2, 3-2. Poi negli ultimi minuti finali trova il 3-3 a 10 minuti dalla fine. Poi clamorosamente al 92esimo Koulibaly cerca di spazzarla via, la butta nella porta del nostro Napoli. Koulibaly, come nella partita di 2 anni fa, decide la partita però a favore della Juventus questa volta. C'è rammarico, c'è tanto rammarico, perché questo Napoli poteva prendere un punto prezioso a Torino, e secondo me, come ha giocato, per come è entrato in campo nel secondo tempo, avrebbe meritato. State a dire voi, ma la Juventus ha creato più occasioni da gol, ha tirato di più verso lo specchio della porta. Ci siamo, è vero, la Juventus ha tirato più verso lo specchio della porta, dove Meret ha salvato più di una volta e tanti tiri li ha buttati sull'incrocio oppure sulla traversa. Il Napoli che nel primo tempo solo l'occasione di Allan ha creato, solo quella. Il Napoli inesistente nel primo tempo. Nel secondo tempo ripeto a dire che il Napoli ha giocato meglio della Juventus. Per le 2 prestazioni fatte, secondo me era giusto il pareggio. Per l'occasione, ok, la Juventus ha avuto di più. Ci può stare anche un 4-3, ma io, per come ha giocato il Napoli questo secondo tempo, che ha messo alle corde la Juve, la Juventus non ci ha capito niente. Lozano che saltava i giocatori era dappertutto, Mario Rui uguale, come un treno su quella fascia. Gulam non si è visto, Mario Rui ha fatto la differenza con i cross, come Lozano. Era un altro Napoli, è stato un altro Napoli in questo secondo tempo. Anche Elmas è entrato bene, Manolas, i 3 nuovi acquisti fanno gol, come dalla Juve ha fatto dal canto Danilo, è lo stesso Higuain che quando vede la maglia azzurra segna sempre, e poi vabbè, il fenomeno Cristiano Ronaldo non poteva mancare nei taccuini della Juventus. La partita finisce 4-3 per la Juventus, mannaggia, per colpa di Kalidou Koulibaly, e io sto incazzata nera, ha già perso pure la voce nella live che ho fatto per questa sconfitta. Purtroppo la partita è andata così, un punto perso, perché era un punto che poteva darci morale, poteva darci carica, perché un punto a Torino è un punto d'oro. Invece nel finale l'ha condannato Koulibaly, ci ha levato questi 3 punti il nostro Kalidou. Purtroppo è andata così. Vai. Niente, se vi è piaciuto il video, come sempre lasciate tanti like, arriviamo a tantissimi like, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Buonanotte a tutti ragazzi, da Napoliello 87 è sempre solo Forza Naples.